È possibile avere Mertens, Lozano e Osimhen e non usarli? Sì, la formazione avevamo peccato. A parte Politano che non si capisce che fino a fa, ma andiamo avanti. Vai Yossi! Il palo! Bravo Koulibaly. Non ve lo dirò che Chiriches affretta il passaggio e lo sbaglia perché è pressato da Mertens. Non ve lo dirò assolutamente. Non ve lo dirò che Mertens sapeva dopo pallone. Ah, non chiama il fallo. Koulibaly. Bravo Lozano, dai. Esatto. Uè, Koulibaly! Mamma mia! È salito in cielo! K2 gol! Ma ci sono dei fischi su questo gol? Cioè non è salito in cielo, ha scelto bene il tempo. Vorrei capire che sentito dei fischietti, poi non lo so se... testa Koulibaly. No, non so se dei 160 milioni di tifosi che ha il Napoli quanti ce ne sono allo stadio, perché non è stato chiaro. 20.000, 4.000, 10.000. Le fonti, quali sono le tue fonti? Dai, sì. Mario Rui si ha pigliato pallone a Chiriches. Mertens se ne va. Altruista, tira in porta. Tira. Insigne, c'hai tutta la porta davanti. Fuori gioco, mamma mia, meno male. Bravo, sì. I movimenti sono buoni, dai. Buono! Per quando Lozano non ci è arrivato. E di nuovo! Ed è entrata! Allora questo è il gioco il giorno dei calci d'angolo. Una volta Koulibaly, e una volta Osimhen, e una volta saltiamo, e una volta di te. Com'è strano il calcio. Stavolta salta imperioso. Chiriches. Quanto è bellino Osimhen. È entrato. Sì, stai tranquillo. Come applaude Jacqueline. Siamo 2-0. La partita è finita? No. Direi proprio di no perché lo sappiamo. È molto presto. Adesso possiamo subito sostituire a Mertens. Tagliamo subito la frasca da Mertens. E cominciano i falli sulla caviglia di Mertens. Anche sa. Guarda Mertens, sapiato pallone. Vai Osi. Bella palla per Lozano. Allora ragazzi, questo è proprio il gol. Il gol che Mertens pizzica, si prende la palla, largo per Osimhen che alza la testa e Lozano che ha fatto il taglio perfetto perché si è trovato sul secondo palo. È possibile avere Mertens, Lozano e Osimhen e non usarli? Ma è possibile? 3-0 e sono triste. È possibile. 3-0 e sono triste. Bello Fabio. Mertens! E dai! Ma veramente stiamo facendo? No! Ma mi sono scritto solo gol qua. Ciro. Bel passaggio di Fabiano e Mario Rui che di prima la dà a Mertens che trova lo spazio, le cose sul primo palo, li frega. Te l'aspettavi sul secondo palo, e invece no. In una giornata come questa, clean sheet, non voglio sapere niente. Attenzione al massimo livello. Clean sheet. Mario Rui quasi. Quasa, ma non riesci a parlare. No, volevo dire quasi. Che cose nei commenti mi potete scrivere. Scamacca. Non ci addormentiamo, Bello il lancio di Fabian. Meglio. Anche chissà meglio. Attenzione a Scamacca. Ma Di Lorenzo, il ritorno di Di Lorenzo. Parliamo anche del ritorno di Di Lorenzo. Vai Insigne Osi. Dai, stai solo tu, provaci. Bravo. Ho preso la porta però. Questo recupero di Anghissà per esempio. Bello. C'è gli scambietti tra Mertens e Insigne, i famosi scambietti. Poi entra Zielinski, lo sapete, no? Perché chi mi segue lo sa. Mario Rui, provaci. Che altruismo.
Se Mertens si è fatto male così nel finale mi incazzo proprio, mi incazzo proprio di brutto. È il momento dei like, ma secondo voi non vi dovreste anche iscrivere al canale? Madonna mia! No, è perché a questo punto dilaghiamo. Mertens però, sì, mamma mia che bellezza. Fuori gioco. Mario Rui qua. Spallata di esperienza. Non è giusto questo cartellino giallo per Frattesi, ve lo dico tranquillamente. Non è fallo perché la spallata si può... Ma questo cartellino è pretenzioso come simulazione, perché è caduto, non è che poteva, che è morto. Bella palla di Insigne per Fabian. Mertens. Che bello. Il cross per Mertens. Con Fabian suonata chitarra. Vabbè, no, ciao. Questo arriva a 150. Siete incazzati come me? Sì. Starace. Si abbraccia a Malquit, si abbraccia a Politano. E il tunnel a Koulibaly, ma c'è Ospina. Ospina. C'era il fuorigioco però di Raspadori. Attenzione Berardi. Bravo Fabian. Qua a metà tra l'altruismo e... Bella palla di Anghissà. Fuorigioco voglio pensare Osimhen. Gol 6-0 ma era fuorigioco. Rivediamo ma voglio pensare perché... Però il colpo di tacco di Anghissà per Mertens che fa un altro assist. Anghissà è ovunque oggi, è dovunque. E Mertens ha pigliato una palla, una fallo. È perché Elmas oramai era un fuorigioco e quindi Mertens si deve scartare tutto il Sassuolo. Bella palla di Demme. Altruismo e gol di Rachman. Altruismo di Politano. Altruismo di Politano che poteva anche tirare scarico. Ragazzi, ma questo è un Napoli che quando è tranquillo di testa, perché oramai non c'è più niente da fare, è più performante, gli chiedo. Però c'era anche il pericolo di deprimersi e di lasciarsi andare, quindi contenti. La liscia di Lorenzo fa pure così che ho fatto, ma c'è il raccomando. Bella palla di Demme, fatemelo dire. Zanoli, allarga quelle braccia. Falletto da munizione su Insigne. Berardo. No, Berardi. Ospina. Non voglio subire gol. E ha già subito gol. Non mi piace. Tutti che si schiacciano in porta. Tu devi marcare. Non mi piace. Koulibaly si è addormentato. Si è svegliato. È finita. Ragazzi, lo so, volete parlare di rimpianti, di rimorsi, eccetera, eccetera. No, noi abbiamo cominciato un altro campionatuccio che deve durare altre 3 partite. Io voglio arrivare minimo terzo. Se gli altri poi si distraggono, possiamo arrivare secondo. Dobbiamo arrivare terzi, quindi non esiste proprio. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Dobbiamo arrivare terzi. Si esulta per la Champions quando la matematica, a Roma, differenza reti, tutta una serie di cose. Arrivare terzi. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.